e dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e dobbiamo chiedere con forza al governo di tenerci in considerazione e soprattutto di ascoltarci. Nelle parole del presidente di Confartigianato Imprese del Veneto ci sono insieme orgoglio e grido d'allarme. Dopo gli industriali a Torino, a Milano tocca a loro, il popolo degli artigiani, delle partite IVA, il tessuto connettivo della regione. Un esercito di 400 imprenditori da tutte le province, partiti all'alba in pullman per partecipare al vertice nazionale. È una domanda che mi fanno, ma è una manifestazione di protesta? No, è una manifestazione di proposta, è una manifestazione di spiegazione. Sono il popolo del sì, sì alle opere e allo sviluppo, ma non sono disposti a farsi mettere i piedi in testa. Noi non siamo pregiudizialmente né a favore né contro nessun governo, noi ci confrontiamo con quello che c'è, però la filosofia nostra è quella della crescita e non è quella dell'assistenzialismo. Se in 8 anni gli investimenti pubblici sono crollati del 37%, perdendo 122.000 occupati, e se le infrastrutture italiane segnano un meno 19,5% rispetto alla media dell'Europa, il clima non è certo dei migliori. Eppure, dice qualcuno nell'Assemblea, la politica ci chiama soltanto quando ci sono problemi. E il Veneto chiede banda larga, misure per venire incontro alle imprese e soprattutto infrastrutture, strade, collegamenti. Poter trasportare le merci non come nel Medioevo. Cruciali la pedemontana e il collegamento con la montagna, senza dimenticare quell'alta velocità per la quale sabato ci sarà a Verona un'altra grande manifestazione appello al governo. E credo che la maggior urgenza che noi abbiamo come sistema Veneto sia quello dell'arrivo dell'alta capacità ferroviaria e chiudere la partita veloce da Milano a Venezia.